Inter, sfuma il sogno Europa League. Il Siviglia vince per la sesta volta il torneo, battendo i nerazzurri per 3-2 nella finale di Colonia. Dopo 54 partite stagionali, si conclude nel peggiore dei modi il finale di stagione dell'Inter e di Antonio Conte, incerto sul suo futuro. Match perso malamente dall'11 nerazzurro, stanco e con poche energie. All'Inter non bastano le reti di Lukaku e Godin. Proprio il belga si rivela decisivo, ma nel modo sbagliato. È suo l'autogol che condanna i nerazzurri. Di De Jong le altre reti degli andalusi. 6 finali e 6 vittorie per il Siviglia, che si conferma la regina dell'Europa League. Milano ricorderà Enzo Tortora con una targa commemorativa posta all'ingresso dell'edificio di Via dei Piatti 8, dove il celebre presentatore e politico italiano ebbe la sua residenza milanese e dove visse fino al giorno della morte, avvenuta il 18 maggio del 1988. La decisione è stata formalizzata giovedì 20 agosto dalla Giunta Comunale, che ha deliberato la realizzazione della targa recependo la mozione approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 settembre 2019. La commemorazione di Enzo Tortora, con lo scoprimento della targa a lui dedicata, si terrà il prossimo 30 novembre, nell'anniversario della sua nascita avvenuta a Genova nel 1928.